La bella e brava Adele, questa è Easy On Me che avete appena ascoltato su Radio Fantastica, 15 e 13 minuti, un po' in ritardo rispetto al nostro tabellino di marcia. Apriamo la nostra seconda ora insieme con appunto un altro argomento. Chiudiamo il primo, abbiamo parlato, per chi fosse interessato a risentire le nostre interviste complete, di dieta vegetariana e di alimenti bio nel corso della prima ora. Nel corso della seconda invece parliamo di altro, purtroppo di disturbi che riguardano moltissimi italiani. C'è un sondaggio che è stato condotto da Eurodap, che è un'associazione europea a disturbi da attacchi di panico, che ha composto il tutto online, al quale hanno risposto oltre 700 soggetti tra i 19 e i 60 anni. Ha voluto indagare quanto abitualmente le persone sperimentino alcuni dei sintomi tipici dell'ansia e del panico. Dai risultati è emerso che il 79% di coloro che hanno risposto al sondaggio ha avuto durante l'ultimo mese manifestazioni fisiche frequenti e intense di ansia. Il 73% si percepisce come una persona molto apprensiva, che si preoccupa facilmente di piccole cose o situazioni. Il 68% dichiara di avere non poco disagio a stare lontano da casa o da luoghi familiari, mentre il 91% trova molto spesso difficoltà nel rilassarsi. Ad essere sinceri, lo studio che possiamo prendere comunque ad esempio è quello dell'ESMED, che è molto più rappresentativo, ha sondato tantissime persone in Italia, Belgio, Francia, Germania, Olanda e Spagna. I dati sono un po' diversi, siamo intorno al 10% per quanto riguarda la nostra popolazione italiana, ma ce lo facciamo raccontare dal nostro prossimo ospite, soprattutto cercando di capire di cosa si tratta. Vi presento il dottor Michele Canil, che è un neuropsicologo. Benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito, dottore. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Dottore, allora di cosa si tratta? Partiamo da principio. Credo che innanzitutto bisognerebbe distinguere tra ansia e panico, che sono amici ma non sono la stessa cosa. Assolutamente sì, l'ansia è un disturbo che può avere diverse forme, ma diciamo non è così inabilitante come l'attacco di panico. L'attacco di panico purtroppo ha delle caratteristiche sia di gravità sia di disabilità temporanea, per cui una persona non è più in grado di uscire di casa, di andare al lavoro, di fare le attività quotidiane, quindi. Ma quindi l'ansia è sempre prodromica al panico, cioè viene sempre prima? Diciamo che nella maggior parte dei casi sì, si è visto che c'è una predisposizione appunto di chi soffre di ansia generalizzata in questo caso, ma a volte anche di tipo specifico, ma anche di chi ha una familiarità, quindi di chi ha una parte che è tra il genetico e lo stile educativo dei genitori, quindi la famiglia può avere un peso proprio sullo sviluppare un disturbo d'ansia prodromico poi a un attacco di panico, non sempre. Come lo riconosco? Perché potrei avere la classica sudorazione fredda, essere un po' agitato, avere un periodo un po' particolare della mia vita in cui sono particolarmente stressato, anche se è un termine che vuol dire veramente poco preso così in maniera molto larga, oppure avere a che fare appunto con un qualcosa che mi impedisce di svolgere le attività quotidiane, come diceva lei. Ecco, l'attacco di panico diciamo si distingue nettamente dal disturbo d'ansia perché normalmente ha una tachicardia importante, un senso di mancanza del respiro e quindi un risvolto che fa pensare sempre a una morte imminente, quindi un episodio abbastanza grave, tant'è che in molti stati viene anche messo in modo paritetico a un disturbo post-traumatico, perché proprio il primo evento di attacco di panico è talmente forte e intenso che la persona teme di poter morire in quell'istante. Mi dovrei spaventare subito, cioè rivolgermi subito a uno specialista come lei, oppure il primo potrebbe essere soltanto un caso? Allora, potrebbe darsi che è un caso, ma è un po' improbabile, no? Perché in genere l'attacco di panico è un segnale. Diciamo che come buona norma intanto è bene andare al pronto soccorso e verificare sempre che non siano disturbi cardiocircolatori, quindi questa è una buona prassi. Lì dove invece vediamo che è proprio legato ad un evento, insomma, forse è il caso di rivolgersi intanto al proprio medico di base piuttosto che direttamente allo specialista, ma come dire, è meglio sempre agire subito e fare un intervento il più possibile tempestivo, in modo da non lasciare il decorso allungarsi nel tempo. Dottore, la faccio sicuramente semplificare, ma come si interviene? Cioè il suo lavoro come funziona? Entro subito in un tunnel che ha a che fare con farmaci, con discussioni con il mio psicoterapeuta che cercherà di farmi uscire da questo,
oppure ci sono vie di mezzo, ci sono percorsi comunque confortevoli, ecco, per il paziente? Sì, ci sono percorsi di svariato tipo, diciamo al giorno d'oggi si ha la possibilità non solo di scegliere ma anche di essere consigliati per gravità, per intensità, per diciamo durata del disturbo. C'è chi arriva al primo attacco di panico, chi arriva dopo 2 anni perché ha tentato di resistere. Ci sono i farmaci dal punto di vista psichiatrico, ci sono tanti altri approcci psicoterapeutici, c'è l'EMDR che è uno dei migliori strumenti attualmente in uso, e quindi ci sono tante possibilità, per fortuna. Dottore, la faccio concludere. Io invece, che sono spettatore di un attacco di panico della mia compagna, di mia figlia, di una persona a me cara, cosa posso fare? Guardi, nel caso dell'attacco di panico è essenziale non fare cose particolari se non essere presenti, dare assistenza, rassicurare, ma poi invitare la persona anche a recarsi in un luogo dove può subito fare in modo che si intervenga, che venga come dire, messo in evidenza il disturbo e curato. Questo proprio per non creare un trascinarsi di sintomi a lungo termine. Ci vuole un po' di collaborazione soprattutto, ma credo che le famiglie saranno pronte nel momento in cui dovesse succedere tutto questo, sono state pronte nel momento in cui è successo, e poi appunto, come sottolineato, ci sono gli specialisti e ci sono, lo sentiremo fra poco, anche le associazioni che possono darci una mano. Grazie dottor Canilli, molto chiaro, grazie davvero, Grazie buon lavoro, voi. grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci. Magazine.